Eccoci qua, mister Poggi del Bogliasco, una vittoria importantissima. Si può dire forse che quando siete rimasti in 10 avete tirato fuori qualcosa in più, che è stato anche decisivo. Sicuramente, verissimo, perché quando siamo rimasti in 10 siamo stati costretti a raddoppiare le forze, le energie, insomma. Cavolo. Quindi una vittoria importante, una partita che potevamo perdere, perché se va dentro il rigore loro, 2-1 per loro e 11 contro 10, credo fosse difficile recuperarla, però io posso soltanto dire bravi. Purtroppo tante volte abbiamo fatto prestazioni positive e non abbiamo raccolto niente. Oggi abbiamo vinto, credo, senza rubare niente, giocando con carattere, con coraggio. Abbiamo avuto 2 rigori contro, insomma, anche se ne abbiamo avuto uno a favore, e io devo vedere se era dentro o se era fuori, ecco, ma queste sono le decisioni dell'arbitro, che deve vedere senza il VAR, e quindi finalmente una bella domenica, dai, anche se le ultime 3 partite abbiamo fatto 2 vittorie e un pareggio, quindi siamo in un momento positivo, ecco. Sicuramente vincere in casa del Golfo, che è in cima alla classifica, dà una bella iniezione di fiducia. Sì, devo dirti, dopo la partita di domenica scorsa, che avevamo preso una mazzata incredibile, 4-0, 4-4, era veramente difficile reagire. I ragazzi sono stati bravi per questo, al di là della partita, per come hanno fatto la settimana, per come hanno reagito, per come hanno affrontato le difficoltà di questa partita, perché abbiamo giocato 70 minuti in 10, ecco, quindi Grazie mister, in bocca al lupo. grazie Tom.